La Lessinia sono 10.000 ettari circa di malga pascolo, sono 132 malghe che sono a pieno titolo malghe oppure pascoli che sono malga pascolo. Perciò l'architettura, il pascolo, il bosco e tutte quelle pietre che ci sono in Lessinia sono in quantità importante. Pare di entrare in un ambiente libero, in armonia creata dai nostri padri, nonni, con l'architettura che hanno costruito queste baite, che è una cosa fantastica, e praticamente quasi non si notano perché si mimetizzano nell'ambiente che quasi non si vedono. Il modo di costruire che i nostri padri, i nostri nonni sono riusciti a calare su questo territorio è una cosa eccezionale. Da un ambiente così bello e armonioso non possono non nascere prodotti altrettanto eccezionali, perché un ambiente libero, armonioso, pieno di pace, pieno di armonia può solo dare prodotti buoni, anzi ottimi. Partendo dai prodotti più importanti che sono quelli i derivati del latte, perciò i formaggi, ma anche la carne, i gnocchi e poi tutto quello che si può assaporare anche solo passeggiando questo enorme pascolo, enorme altopiano. E vorremmo che tutto questo fosse anche il futuro dei nostri figli.